Cari telespettatori, ben ritornati nel nostro consueto spazio di approfondimento con la FNP CISL, ma questa volta, siccome dobbiamo parlare di proroghe, di scadenze, di bonus di carattere fiscale, di novità normative, di cambiamenti anche abbastanza veloci che si sono susseguiti nel tempo e quindi è bene saperli, ci avvaliamo della collaborazione del CAF della CISL, in modo particolare l'esperto che è qui con noi in studio è Riccardo non in studio, è con noi collegato con lo studio, Riccardo De Stefani, che è responsabile fiscale del CAF CISL Padova e Rovigo. Ben arrivato qui con noi, segretario. Grazie, buongiorno, grazie dell'invito e buongiorno a tutti i telespettatori. Allora, quando parliamo di scadenze, bonus, eccetera, bisogna stare sempre molto attenti. In modo particolare, quali sono le novità? Incominciamo con la seconda rata IMU? O poi in generale, sì, oppure diciamo, iniziamo... cosa dobbiamo stare attenti in questo periodo? Allora, iniziamo con la seconda rata IMU e diamo chiarezza ai telespettatori dicendo appunto che la seconda rata IMU, che è in scadenza, il saldo, viene chiamato il saldo IMU, che è in scadenza il 16 di dicembre prossimo venturo, purtroppo è da pagarsi, in quanto con l'ultimo DPCM... Per tutti? Per tutti, almeno le persone fisiche, cioè i contribuenti, persone fisiche, in quanto le dicevo appunto che con l'ultimo DPCM, chiamato anche il cosiddetto decreto ristoro, sembrava appunto che ci fosse una sospensione di quella che era la seconda rata. Con la scrittura appunto del DPCM è stato stabilito che ci sarà sì un'esenzione sul versamento della seconda rata IMU, ma riguarderà tendenzialmente le figure persone giuridiche, quindi mi viene a pensare i bar, i ristoranti, che sono stati toccati dal decreto stesso. E quindi di conseguenza coloro che non sono stati appunto toccati dal decreto, il ministro ha previsto appunto il versamento del saldo. Quindi i cittadini devono mettersela via, la devono pagare, cioè mettersela via, prepararsi che devono pagare. Come è scritto oggi il decreto, direi proprio di sì. Perfetto. Cosa comporta questo? Una spesa da accantonare sostanzialmente? Questo comporta una spesa sicuramente da accantonare. Era una spesa comunque preventivata perché coloro che adesso sono chiamati al versamento del saldo di dicembre hanno anche tendenzialmente versato la rata di acconto di giugno e quindi è il versamento conclusivo dell'imposta. Diciamo quindi che i cittadini erano già preparati purtroppo a questo ulteriore aggravio. Abbiamo avuto in queste ore la conferma appunto del versamento. Ecco, c'è stato l'annuncio da parte del Presidente del Consiglio della sospensione per quanto riguarda altre categorie. È confermata o deve intervenire il decreto? Quindi, allora, è confermata per altre categorie che tendenzialmente riguardano persone giuridiche, quindi imprese, aziende, eccetera. Quella che è esattamente la lista di coloro che saranno esonerati deve ancora essere decretata e quindi siamo in attesa anche noi di capire quali saranno le figure giuridiche che potranno beneficiare invece, al contrario delle persone fisiche, purtroppo che le confermo ancora il versamento, saranno esonerate dal versamento della rata del saldo di dicembre. Va bene, quindi sono quelle categorie che probabilmente le strutture, non so, di ricettività che sono coinvolte insomma in questo decreto, in questo primo decreto. Esatto. E praticamente è un decreto che rispecchia quello che era il DPCM di agosto, quando anche per quanto riguarda la rata di acconto dell'IMU erano state esonerate le categorie che riguardavano quei settori che sono stati penalizzati dal DPCM. Più o meno il decreto ristoro ha ripreso tale filone. Allora, c'è poi invece il super bonus, questo dovrebbe essere un aspetto molto interessante. Che cosa prevede? Che cos'è questo super bonus? Allora, di super bonus
nel 2020 ce ne sono due. Uno riguarda un super bonus con recupero fiscale del 110%, l'altro è un bonus un attimino più contenuto, 90% per quanto riguarda le facciate. Il 110%, quindi abbiamo due tipologie di interventi che i nostri contribuenti possono aderire dal 2020. Noi abbiamo le slide di supporto, partiamo con la prima slide. Come le dicevo, qui in attesa della slide, dicevo prima, il bonus più importante è il super bonus o eco bonus relativo al 110%, che ha la finalità di migliorare l'efficientamento energetico degli edifici. Quindi è un bonus creato appunto con la finalità di migliorare l'efficienza energetica degli edifici o anche o la staticità, quindi migliorare anche quelli che sono i requisiti antisismici delle abitazioni. Perfetto, allora chi ne trae giovamento? Sia persone fisiche che condomini che associazioni e società sportive, vero? Le categorie coinvolte. Esatto, quindi tendenzialmente è un bonus che viene riservato, oltre come leggete appunto in sovraimpressione alle onlus e alle associazioni sportive, ma tendenzialmente è un bonus per le persone fisiche, quindi le singole persone, oppure per i condomini. Le persone giuridiche, quindi le imprese, le arti, le professioni, non sono state inserite all'interno di questo bonus, a meno che non abbiano immobili all'interno di un condominio, e quindi se si migliora l'efficientamento energetico di tutto il condominio, anche questi locali ad uso strumentale, quindi ad uso azienda, ad uso comunque lavorativo, hanno e mantengono il diritto alla detrazione. Altrimenti il singolo immobile strumentale, un'attività, non gode di questo beneficio. Perfetto. Gli interventi abilitanti, come vediamo appunto sulla destra, sarebbero il cappotto termico? Esatto, gli interventi abilitanti, il Ministro li ha chiamati gli interventi trainanti, cioè quegli interventi che vanno a creare questo super bonus sono tendenzialmente tre. Il cappotto termico, quindi il cappotto dell'immobile o del condominio, oppure la riqualificazione totale dell'immobile tramite un impianto termico centralizzato globale sia dell'abitazione singola o del condominio, o come le dicevo prima anche interventi per ridurre il rischio sismico dell'immobile stesso, quindi sono interventi sulla sismicità Ma ci può essere solo uno di questi o devono concorrere No, sono tre tipologie diverse. L'importante è che l'intervento che traina, cioè che fa nascere il super bonus, sia almeno uno di questi tre. Se prima non c'era l'impianto termico e poi venne introdotto, va bene lo stesso? Se prima non c'era l'impianto termico e poi viene introdotto, va bene solo per interventi per il rischio sismico. Quindi se io voglio riqualificare il mio immobile per il rischio sismico, posso riqualificare anche un immobile al cui interno non c'era già un impianto di riscaldamento. Altrimenti invece per gli altri due interventi che generano il 110%, quindi il cappotto o una riqualificazione energetica totale dell'edificio, per aver diritto al 110% l'edificio stesso doveva avere in essere già un impianto di riscaldamento, comunque un qualche cosa, perché poi dopo si va anche nella specificità diciamo così, della normativa in riferimento all'Agenzia Entrate. Ecco, pensi che l'Agenzia Entrate con alcuni interpelli ha dato parere favorevole a delle riqualificazioni dove magari all'interno dell'immobile c'erano dei vecchi focolari o comunque delle stufe. Già questo per Agenzia Entrate è sufficiente come impianto di riscaldamento, quindi non sempre la classica caldaia con tutto l'impianto in essere, ma anche minimi aspetti
sul riscaldamento è sufficiente comunque per avere diritto al 110%. La mancanza caminetto, completa insomma, invece non dà diritto alla detrazione. quindi il caminetto può andare bene, insomma, Il sostanzialmente. caminetto può andare bene, il caminetto Ecco, può andare bene. le case di campagna, eccetera. Come avviene Esatto. come avviene questo? Allora, questo avviene, intanto come tempistica, diamo una tempistica di quando questi lavori possono essere effettuati e quindi di conseguenza indennizzati. La normativa ha previsto che il superbonus nasca dal 1° luglio 2020 e si concluda per adesso al 31 dicembre 2021. Ci sono già degli emendamenti ufficiosi, quindi però lo diciamo in maniera molto ufficiosa e assolutamente non ufficiale, di una probabile proroga del 2021 ad annualità successive. Perché? Perché ad oggi questa tipologia di interventi non si sono ancora effettivamente manifestati, anche perché in questo periodo invernale tendenzialmente interventi sul cappotto termico è difficile comunque gestirli ed effettivamente eseguirli nelle proprie abitazioni, per cui è una normativa che probabilmente andrà in vigore dal 2021, Certo. nell'ambito appunto degli interventi stessi. Comunque bisogna... La cosa importante... Prego. No, dica tutto. Allora, la cosa importante è che questa normativa, che è comunque stata emanata dal DPCM, decreto crescita, ha previsto un qualcosa di diverso rispetto alla semplice detrazione fiscale a cui noi come Caffa eravamo abituati, ossia la detrazione sull'imposta IRPEF, quindi un recupero. Tendenzialmente prima si parlava del patrimonio edilizio, quindi sulle ristrutturazioni degli immobili o sul risparmio energetico. Il beneficio era della spesa sostenuta in 10 anni tramite la dichiarazione di redditi, quindi una detrazione sull'IRPEF, sull'imposta versata. Con questo superbonus si è data la possibilità al contribuente di mantenere questa possibilità di recupero fiscale tramite la dichiarazione di redditi, quindi una detrazione sull'imposta IRPEF non in 10 anni ma in 5 anni, quindi si è dimezzato il tempo per il recupero fiscale del beneficio, oppure si danno altre possibilità del recupero del 110%. In che modo? Tramite una cessione di sconto in fattura di questo credito direttamente con le imprese che vanno a gestire questa tipologia di interventi nelle singole unità o nei condomini, o addirittura il credito d'imposta ad istituti terzi che sono tendenzialmente istituti bancari. Quindi, riassumendo, detrazione in dichiarazione di redditi, sconto in fattura o cessione del credito. Poi c'è il bonus facciate. Le chiedo un'altra cosa, appunto c'è il bonus facciate, qui si riallaccia, perché penso, se una persona, se una casa viene messo il cappotto termico, il cappotto però è grigio, deve dipingerlo del colore Certo. della casa, la pitturazione cosa rientra nel bonus facciate, però te la devi pagare in parte oppure te la devi pagare tutta o niente? No, questa è una domanda molto che va a fuoco rispetto a quello che stiamo appunto oggi apprendendo dall'Agenzia Entrate, perché coloro che eseguono questo bonus facciate, quindi nell'esempio che ha fatto lei del cappotto termico, e di conseguenza poi dopo aver fatto il cappotto devo comunque anche risanare la parte esterna dell'edificio stesso, quindi penso anche alla ritinteggiatura, come sta dicendo lei, anche la tinteggiatura rientra nel 110%, quindi le spese che poi sono successive all'intervento più globale, ampio, che è il cappotto, anche tutte quelle che poi il nostro contribuente deve mettere in atto per riportare l'immobile allo stesso stato che era prima dell'intervento, migliorandolo ovviamente nell'ambito energetico, danno diritto al 110%, quindi non solo il cappotto in senso stretto, ma anche tutti gli interventi successivi al cappotto. Perché sennò altrimenti ci si trova le case poi brutte, grigie, di chi non ha la possibilità di Esatto. Non è il caso. Le facciate invece, questa aveva una ratio ben precisa di rendere sempre più belle, insomma, le nostre città e le abitazioni ormai datate, no?
Esatto, esatto. Collegandosi appunto a quello che abbiamo detto prima del cappotto ed eventualmente poi di ritinteggiare la casa, quindi di abbellire la facciata, il decreto ministeriale della finanziaria dello scorso anno ha previsto che cosa? Anche un bonus facciate specifico, che non ha nulla a che vedere con l'intervento di prima del cappotto, ma parliamo adesso, come ha detto giustamente lei, la finalità del decreto era quello di migliorare ed abbellire l'aspetto esterno degli edifici. Quindi qua parliamo proprio di vera e propria tinteggiatura, pulitura delle strutture. La normativa le chiama strutture opache verticali. Per spiegare ai nostri telespettatori cosa sono queste strutture opache verticali, sono le murature degli immobili. Quindi tutto quello che sono la tinteggiatura della muratura esterna e non interna dell'immobile può dar diritto al bonus facciate. Ecco, le chiedo questo, siccome vedo nel bonus facciate, vediamo nuovamente la slide, se può essere messa in onda, tutti gli immobili compresi beni strumentali di qualsiasi categoria catastale esistenti, quindi tutti praticamente, anche i capannoni, esatto, eccetera. Però dice no nuove costruzioni, e vabbè, o demolizione e ricostruzione. Col bonus terremoti, bonus sismico invece, c'è la possibilità di buttare giù l'edificio e ricostruirlo. Sì, esatto, sono due interventi. Non può lasciarsi, quindi butta giù l'edificio, lo ricostruisce strutturalmente, la facciata però, quindi la pitturazione è compresa nel bonus sismico, oppure è il bonus facciata e non si può fare quindi? No, allora il concetto è questo: se un contribuente vuole fare un lavoro di demolizione e completa ricostruzione, aderendo però a quelle che sono le normative sismiche, ha diritto al 110% per tutti gli interventi di demolizione e ricostruzione, compreso poi anche la tinteggiatura, quindi va tutto all'interno del 110%. Se invece il nostro contribuente fa un intervento di demolizione e ricostruzione non aderendo a quelle che sono le normative antisismiche, in quanto noi nel nostro territorio Padova e Rovigo non tutti i comuni sono ad alta, diciamo così, sono in un ambito normativo di gravità sismica, questo è un po' il concetto, quindi io potrei demolire e ristrutturare quindi la mia abitazione senza questi requisiti antisismici. La normativa prevede che cosa? Che quell'intervento diventi un intervento di nuova costruzione e lo farò già abbellendo la mia facciata e di conseguenza non dà diritto al bonus facciate. Perfetto. La slide che vediamo del bonus facciate dice una cosa in particolare: edificio deve essere ubicato nelle zone A o B comunali. E vabbè, questo uno deve vedere se il proprio edificio è nella zona A o B, giusto? Esatto, corretto. Poi, interventi termici, sì, lì è una classificazione tecnica, insomma, immagino. Sì, allora la classificazione zone A o zone B le va a delineare l'ufficio urbanistica di ogni comune, quindi il contribuente, prima di fare questo tipo di intervento e recuperare il 90%, come abbiamo detto, deve comunque rapportarsi con l'ufficio urbanistica in modo tale da avere una certificazione che gli attesti che l'immobile dove vuole effettuare i lavori sia in zona A o in zona B. Per spiegare un po' ai nostri spettatori, la zona A riguarda i centri storici, la zona B è la zona limitrofa ai centri storici. Le zone, diciamo così, che sono più esterne al centro storico e all'area abitata, anche se vanno a effettuare lavori di tinteggiatura, di pulitura, di abbellimento delle facciate, purtroppo non hanno diritto al 90%. Però potrebbero avere diritto al recupero del 50% per, chiamiamolo così, il recupero sul patrimonio edilizio. Quindi anche gli altri immobili che non sono in queste zone ubicate potrebbero comunque recuperare i lavori di tinteggiatura, non nella misura del 90%, ma nella misura del 50%. Dice che sono l'agevolazione riguarda solo l'involucro esterno, vabbè, visibile dalla strada o da suolo pubblico.
Esatto. E se non è visibile Esatto. dalla strada? E qual è la strada? Se è una strada privata, una stradina di campagna o che so io? La Un vicinale. normativa e le ultime interpretazioni interpelli con l'Agenzia Entrate, l'Agenzia Entrate ha chiarito che tutte le facciate che danno diritto all'agevolazione devono essere visibili da una strada pubblica, quindi non da un vicolo, da una strada o da Certo. qualche via interna, quindi via privata, quindi deve essere una strada pubblica, o comunque se non c'è una strada devono essere visibili da un suolo pubblico, quindi da un parco, piuttosto che da un ambito comunque nell'ambito pubblico. Tutto quello che è visibile dal suolo nell'ambito pubblico, e quindi parlo di facciata degli immobili, danno diritto alla detrazione del 90%. Altrimenti si può sempre pensare, come le dicevo prima, a un recupero sul patrimonio edilizio del 50%. Perfetto. Perché la finalità del legislatore, come le dicevo all'inizio, è quello di dare lustro alle facciate, che siano belle, le facciate dei centri storici delle città, ma che siano visibili al pubblico. Perfetto, tempo vola, abbiamo pochissimi minuti. Ultima cosa, l'intervento termico sulla facciata oltre il 10% della superficie è certificato dall'APE e da scheda Enea, attenzione, quindi, e inoltre il pagamento fatto su bonifico speciale. Queste sono due cose molto importanti, credo. Sì, allora, il bonifico è il metodo di pagamento, lo strumento di pagamento utilizzato da sempre richiesto a normativa per quanto riguarda interventi sugli immobili. Quindi già dal recupero del patrimonio edilizio, risparmio energetico, adesso anche con il bonus del 110%, bonus facciate, bonus mobili, tutti i vari bonus che vogliamo inserire, la normativa ha sempre previsto che i versamenti siano sempre fatti tramite bonifico, quindi ci ricolleghiamo al discorso di tracciabilità che avevamo sempre fatto anche nelle puntate precedenti. Tra l'altro, come vedete, non so se sia ancora in sovraimpressione, altrimenti lo ricordiamo ai telespettatori, il bonifico deve essere non ordinario, deve essere un bonifico che noi chiamiamo in termine tecnico speciale, cioè deve essere un bonifico con i requisiti della detraibilità o del patrimonio edilizio o del risparmio energetico. Un'altra slide, non riusciamo a parlare di tutto perché ci vorrebbe veramente più tempo, lo faremo in una prossima puntata magari. Perché rivolgersi al CAF? Che tipo di supporto può dare? Rapidissimo. Vediamo l'altra slide. Allora, il CAF in questi due bonus dà che cosa? Innanzitutto una consulenza fiscale, come vedete nelle slide, e una verifica sulla capienza fiscale. Sì. Eccolo qua. Pronto, l'ho persa. Pronto? Ecco, scusate, sì, ci siamo persi un attimino. Velocissimo. Le dicevo, è una verifica sulla capienza sull'IRPEF. Poi il CAF va a identificare esattamente chi ha diritto alla detrazione, verifica tutta la documentazione e per coloro che vogliono lo sconto in fattura o la cessione del credito rilascia il visto di conformità, cioè certifica che tutta l'attività è in regola. E di conseguenza il contribuente riesce appunto con più tranquillità a richiedere lo sconto o la cessione del credito. E trasmette la documentazione alla cessione idonea alla cessione all'Agenzia delle Entrate, altra cosa. Esatto, perché per la sconto in fattura o la cessione del credito l'Agenzia delle Entrate richiede anche una trasmissione di tutta la documentazione. Il CAF è abilitato alla trasmissione e pertanto aiuta il contribuente a questa comunicazione all'Agenzia delle Entrate. Siamo giunti al termine, ricordiamo soltanto, magari ne parleremo in un prossimo appuntamento, che entro il 28 febbraio 2021, quindi c'è ancora tempo, scade il modello RED per chi deve presentarlo, e il 28 febbraio sempre 2021 dichiarazione INVCIV per chi praticamente riceve l'indennità di accompagnamento, l'indennità di frequenza, l'assegno mensile per invalidità, assegno pensione sociale. Questa dichiarazione INVCIV scade il 28 febbraio, corretto? Eccola qua. Corretto. Sono due richieste che il nostro, in questo caso, pensionato deve fare tramite i CAF all'INPS. Il modello RED è una dichiarazione che i pensionati che hanno un
che hanno delle prestazioni assistenziali indennitarie aggiuntive alla pensione, per averle devono farlo, devono comunicare all'INPS. Perfetto. Io la ringrazio tantissimo, estremamente chiaro, ci ha semplificato tante cose che sono comunque complesse, attenzione, quindi è bene farsi assolutamente aiutare. La ringraziamo, buon lavoro a questo punto, grazie. CAF della CISL Padova Rovigo di averci supportato in questo, e naturalmente la collaborazione all'FNP CISL. Buon proseguimento, alla prossima!